istituzionale della Regione Sardegna in collaborazione con AES. AES e Regione Sardegna quest'anno di nuovo insieme per presentare un ricco programma e adesso inauguriamo le attività e il programma di questo salone. Sono contenta di iniziare con un laboratorio di lettura, quindi rivolto all'utente finale del salone, e cioè i lettori. Io vi auguro un buon laboratorio e buona permanenza nel salone e di insomma usufruire di tutte le nostre bellissime attività. Un saluto da Simonetta Castia, la nostra presidente dell'AES. Grazie Assessora. Si sente? Si sente? Un buon pomeriggio a tutti in questa prima caotica giornata del Salone Internazionale del Libro di Torino. Si sente? Siamo contenti, insomma, come ha appena dichiarato l'assessora, di aver rinnovato quest'anno, ripristinato, diciamo così, un rapporto di collaborazione a tutto tondo con la Regione Sardegna, che ci vede, che ci ha visto, insomma, partner di riferimento per tanti anni. Nell'ultimo periodo si era un po' sfilacciata questa interlocuzione, però adesso siamo certi che passo dopo passo si possa da oggi cominciare a ridefinire un percorso nei tempi dovuti. Questa è l'occasione non soltanto per presentare appunto la produzione editoriale isolana, grazie alla collaborazione delle tante case editrici che hanno aderito, associate e non associate, ma anche per offrire uno spaccato della produzione autoriale e per far sì che molti autori possano effettivamente, anche esordienti, avere il loro spazio di visibilità in una kermesse sempre più popolata, sempre più nazional popolare e quindi dove il confronto è necessario. Ecco. Speriamo, insomma, che il programma allestito sia di gradimento sia per i lettori, che il pubblico di passaggio, sia per quelli che a partire da quest'anno potranno anche fare l'approfondimento del programma attraverso le pagine del Salone del Libro, e che da qui si possa partire per ridefinire appunto in maniera compiuta la nostra collaborazione. Grazie. E allora eccoci qui, grazie di cuore all'assessora regionale alla cultura Ilaria Portas e alla presidente dell'Associazione Editori Sardi Simonetta Castia. Io sono Giuditta Sireus, la direttrice artistica del Club di Genost in Sardegna. Siamo davvero liete di essere qui a inaugurare questo spazio della nostra meravigliosa regione. Lo facciamo con un libro molto speciale, con un autore davvero che ha lasciato un segno nella letteratura della nostra terra e anche al di là dell'isola, che è Salvatore Satta. Cosa fa il Club di Genost? Una piccola presentazione a favore di chi non ci conosce, di chi ci sta seguendo. Il Club di Genost nasce nel 2014 e al centro mette il libro che è l'oggetto che costituisce per noi la relazione, il rapporto speciale e privilegiato tra le parole, le trame, i libri, l'oggetto e le persone. È un circolo molto grande, abbiamo oltre 600 lettrici all'attivo, 5 sedi, tutto è partito da Villa Cidro, poi abbiamo aperto a Cagliari, a Sassari, a Nuoro e anche a Galtellì l'anno scorso, e abbiamo aperto anche un club per i bambini, primo circolo di lettura in Sardegna per i piccoli lettori. Ma non voglio rubare troppo tempo alla nostra presentazione, perché potete trovare tutto sui nostri social, sul sito internet, e voglio lasciare spazio al cuore, un omaggio a distanza di 50 anni dalla morte di questo scrittore che è Salvatore Satta, circondati anche dal caos meraviglioso che questo salone ci porta, dinamismo, ritmo, parole, passaggi che in qualche modo danno una spinta in più a questo momento. Con me due persone molto importanti per il nostro club: Lia Caporin, che è la responsabile della comunicazione e social media manager specializzata in letteratura, e Viviana Porru, la nostra graphic designer, ma non solo, molto di più,
storica dell'arte e grande professionista nel campo delle immagini e della grafica. Mi accompagneranno in questo laboratorio importante per noi, che anche all'interno del percorso di letture di quest'anno del Club di Jane Austen sarà proprio la ciliegina sulla torta, la conclusione del nostro percorso. Come vedete ci sono dei materiali, perché il nostro laboratorio non è un laboratorio esclusivamente di parole e di dialoghi tra noi, ma anche di azione, di dinamismo e quindi di pratica. Ma non vi preoccupate, sarà un momento che condivideremo con entusiasmo, con gioia, con passione. Che cosa succederà brevemente? Succederà che vi racconteremo un viaggio, il nostro laboratorio si chiama Anime in viaggio nel giorno del giudizio. Entreremo anche noi in questo percorso composto da 3 tappe che ci sono state ispirate dalla piazza Salvatore Satta, realizzata dal mitico, straordinario Pinuccio Sciola. 3 saranno le pietre che caratterizzano questo viaggio, 3 tappe, una pietra che simboleggia la spiga, un menhir che riprende i simboli delle spirali, un rimando anche, voglio farlo, alla pietra pinta di Mamoiada, per concludersi con una stele che Pinuccio Sciola ha chiamato, ecco, segni eterni. Grazie. E quindi un viaggio che percorreremo con queste 3 tappe. Ogni tappa prevede una sorpresa per voi e un momento finale che ci vedrà tutti partecipi. Quindi, simbolicamente, accendiamo la memoria, accendiamo i ricordi, accendiamo la luce, che è la conoscenza, che è la possibilità di ricordarci chi siamo, che ci illumina e illumina anche questo percorso che stiamo per intraprendere. Prima di iniziare con questo viaggio immaginario nel quale vi accompagneremo oggi, volevamo giusto dedicare 2 parole a raccontare chi è Salvatore Satta e di che cosa racconta in questo romanzo, perché non è detto che tutti abbiano già avuto l'opportunità di conoscerlo. E soprattutto è una sorpresa pensare a Salvatore Satta come narratore, come straordinario narratore, perché lui in realtà nasce come giurista. In questo meraviglioso romanzo ci racconta della sua nuora, che però ha abbandonato anche molto presto, perché prima per il liceo e poi per l'università si sposterà a Sassari e sarà in viaggio tutta la sua vita, sarà in tantissime importanti università in tutta Italia, da Camerino, Macerata, Padova. A Trieste sarà rettore dell'università e a Roma sarà preside, quindi avrà veramente un percorso brillante come giurista e come autore di testi dedicati proprio alla giurisprudenza. È solo nella parte più intima e riservata che denota invece questa straordinaria anima poetica che emerge nella sua massima potenza in questo romanzo. Tra l'altro dobbiamo probabilmente anche alla sua famiglia il fatto di poterlo conoscere oggi in questo modo, perché grazie all'attività di suo padre, notaio, che si chiamava esattamente come lui, anche egli Salvatore, e per chi ha avuto modo di leggere questo romanzo richiamerà qualche campanello. E poi grazie appunto alla famiglia che ha riscoperto questo romanzo e l'ha reso pubblicabile. Passo la parola a Lia che ci racconta qualcosa in più sul romanzo. Scrivo queste pagine che nessuno leggerà perché spero di avere tanta lucidità da distruggerle prima della mia morte, nella loggetta della casa che mi sono costruito nei lunghi anni della mia laboriosa esistenza. Ed eccolo qua, il nostro Salvatore Satta, ci sembra quasi di vederlo, no? Sovrapposto a questo narratore del giorno del giudizio. Ed è un narratore che nel corso dell'opera ci manifesta peraltro più volte la sua perplessità nei confronti di quanto sta scrivendo e sembra quasi suggerire il destino di quest'opera. Perché? Perché di fatto, come accennava Viviana, è un'opera che viene scritta dall'autore tra il 1967 e il 1975, ma viene pubblicata postuma. Quindi non per suo volere diretto, diciamo, ma per il volere della famiglia, in particolare della moglie, che consegna questo manoscritto. Un'opera che poi avrà anche larga diffusione, sarà tradotta, vincerà anche numerosi premi.
Ci troviamo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in una Sardegna che lui stessa definisce di demoniaca tristezza e in una città, Nuoro, che è un nido di corvi, abitata da gente che sembra il corpo di guardia di un castello malfamato. Un paese che non ha motivo di esistere, immobile, cristallizzato e rarefatto, quasi eterno, e che sembra tra l'altro immutabile solo fino al momento in cui alcuni eventi si insinuano tra le sue strade polverose, come ad esempio l'avvento della luce oppure la Grande Guerra. E a condurre la storia è una voce narrante, che sembra essere peraltro quella dell'autore stesso, che torna nella sua città dove è nato e cresciuto e che torna al cimitero dove ritrova un po' di suoi conoscenti defunti e che appunto fatto che scatena in lui il vortice dei ricordi. Quindi un tempo interiore, un tempo di memoria, e che vede appunto come protagonista questa famiglia dei Sanna Carboni, una vecchia famiglia di notai agiati che rappresentano un'autorità sostanzialmente ormai di un'altra epoca, quasi decadente. E troviamo Don Sebastiano, l'inaccessibile, troviamo la moglie, Donna Vincenza, che lui stesso definisce quasi inutile, le dice la terribile frase: tu stai al mondo soltanto perché c'è posto. E alla loro storia poi si intrecciano anche le vicende della piccola comunità cittadina e di storie e di solitudini che si sfiorano. Una sorta, diciamo, di testamento spirituale, se vogliamo, dell'autore, che sente un po' l'urgenza e la necessità di raccontare le vite di questi uomini che altrimenti sarebbero state destinate all'oblio. Chiudo con due parole sempre dall'opera. E in questo remotissimo angolo del mondo, da tutti ignorato, fuori che da me, sento che la pace dei morti non esiste, che i morti sono sciolti da tutti i problemi, meno che uno solo, quello di essere stati vivi. E allora non ci resta che iniziare questo viaggio, la luce che ci accompagna l'abbiamo accesa, vedete anche una campanella che io ho sottratto, no, mi hanno regalato, mi hanno regalato gli amici Mamutones di Mamoiada, io ce l'ho come una sorta di dono prezioso vicino, sempre accanto a me quando lavoro, guiderà e insegnerà i passi di questa tappa. Quindi il richiamo di questa campana che risuona anche nel libro lo utilizzeremo anche come un po' un muoverci e un renderci anime in viaggio. La parola a Viviana. Come vi anticipavamo, abbiamo immaginato di partire dalla Nuoro di Satta e di partire in particolare da uno spazio che a Nuoro è stato proprio dedicato all'autore, che è una piazza realizzata da Pinuccio Sciola. Sciola sceglie alcuni simboli per rappresentare l'opera di questo grande autore e tra questi ne abbiamo uno che viene chiamato la spiga. La spiga è un simbolo solo all'apparenza molto semplice, che però sin da subito evoca delle immagini più complesse. Abbiamo il prodotto della terra e quindi tutto il lavoro di una collettività che attorno alla terra si riunisce, intesse delle relazioni e va a costituire dei prodotti della terra che poi sono essenziali nella vita dell'uomo, soprattutto nella vita dell'uomo della Nuoro di inizio Novecento. Per accompagnarvi in questo viaggio e farvi entrare un po' di più nel mondo di Salvatore, vi vorrei leggere un piccolo pezzo. Ma se il portoncino, come si chiamava la porta della casa che dava quasi sul corso, non si apriva mai, se non al rintocco di uno degli anelli di ottone fissati a ciascuno dei due battenti, e chi bussava non poteva essere che qualche cliente di Don Sebastiano, il portale che dava sul dietro era sempre aperto al grande soffio della campagna, perché immetteva nella corte e di là entravano i frutti di quello che con tanta perizia il notaro aveva seminato, annunciando nella loro varietà il variare delle stagioni. Così la casa aveva due facce, una triste e una lieta, e due facce parevano avere gli abitanti, persino Don Sebastiano, che teneva a quei trionfali arrivi più che alla penna, sebbene la penna glieli procurasse. Tutto si raccoglieva in casa, tutto si lavorava in casa, e per questo c'erano intorno alla corte delle casette rustiche, ognuna delle quali prendeva il nome dai doni della terra che custodiva. La casetta dell'olio, la casetta del grano, la casetta della frutta e in più c'era la casetta del forno, che era come un altare, una tomba etrusca, coi setacci, i crivelli, le corbule,
Sascanisteddas, appesi alle pareti. Per cuocere il pane venivano donne del vicinato, perché l'impresa era grossa e bisognava impastare, tirare la pasta in larghe sfoglie, passarle una a una alla donna che sedeva presso la bocca del forno, con le cocche del fazzoletto rialzate sulla testa, il viso illuminato nell'ombra. Questa infilava la pala nel forno e la sfoglia al calore diventava, se era ben fatta, un'immensa palla che veniva passata a un'altra donna, seduta con le gambe in croce davanti al panchetto, e con un coltello la ritagliava lungo i bordi e ne venivano fuori due ostie fumanti che pian piano si irrigidivano, diventavano croccanti e andavano a formare le alte pile che poi si sarebbero infilate nella credenza. Dal fondo di quali millenni fosse venuto quel pane, Dio solo lo sa. Il lavoro aveva la solennità di un rito, anche perché si protraeva fino alla mattina e le ore tarde portavano il silenzio. I ragazzi sgusciavano dalla porticina stretta, avvampavano al calore, si inebriavano del profumo di pane e di ceppi ardenti di lentischio, rapiti dai guizzi delle fiamme sulle pareti fumose, ma anche un poco intimiditi da quelle donne operose che erano serve. Era un momento di gioia per loro, che si sentivano tutti uniti da quella cosa ineffabile e senza padroni che è la vita. Ecco, io penso che questo passaggio sia particolarmente evocativo e ci aiuti subito a immergerci in questo scenario dove la terra è centrale, è cruciale e simboleggia proprio la vita in maniera totale, la vita dei prodotti di questa terra che vengono trasformati e la vita delle persone che nel lavoro della terra si intesse, si intreccia. Nonostante poi chi vive questa Nuoro abbia anche dei rapporti gerarchici molto forti e una distanza a volte quasi incolmabile. Eppure sentiamo come l'interdipendenza di queste persone emerga, perché le une non possono esserci senza le altre e vanno a costituire un disegno più complesso che poi quello della comunità. Ora, sulla base di questo piccolo frammento dell'opera letteraria vi vorrei portare a scegliere alcuni frammenti di memoria, alcune immagini che trovate qua sul tavolo. Vi chiederei proprio di avvicinarvi e sceglierne 2 o 3, quelle che vi suscitano qualche fantasia, che vi ricordano questo racconto o qualcosa di affine, e di tenerli perché ci serviranno poi più tardi. Anche per te un po' in diretta, perché tu non hai sentito le nostre cose, non hai sentito tutto live. Ed eccoci arrivati all'altra tappa, la seconda tappa, la tappa del menhir, il menhir di cui abbiamo un bellissimo dettaglio della scultura di Pinuccio Sciola.
È un dettaglio che ci rimanda senz'altro a quei menhir che hanno quelle incisioni profonde scavate nella pietra che rinviano alle spirali, a questo ritornare alla vita. E queste meravigliose sculture di Pinuccio Sciola, rimando ai menhir che appartengono alla nostra storia come elementi simbolici, anche metaforici, del legame dell'esistenza, questo essere infissi nella terra, quindi appartenere alla terra ma slanciarsi verso l'alto. È un ricongiungimento tra il sopra e il sotto. E segnano anche quel momento di trapasso, quel momento in cui non siamo più parte di questo mondo, ma siamo parte di un altro mondo, quello spirituale. Ed è bello, almeno anche per me, come per l'autore, immergermi talvolta in quel luogo dedicato alle anime che è il cimitero, perché lì sono custodite memorie, sono custodite storie, sono custoditi, diciamo, i ricordi di tutti noi, le vicende della nostra comunità. Con un raggio di 100 metri potrei segnare di qui i termini delle vecchie, umide mura. Basta seguire tutto ciò che è annerito del tempo, slabrato, dimenticato, ciò che è morto la seconda volta. E di là, da queste povere tombe, ancora si stende un breve tratto di terra, breve e infinito, con qualche avanzo di croce a sghimbescio, qualche croce riversa, come se abbia esaurito la sua funzione. Mi chiedo se ci sia più speranza in tutte quelle tombe dove i morti se ne stanno soli, o in questa terra sotto la quale le ossa di infinite generazioni si accumulano e si confondono, si sono fatte terra anch'esse. In questo remotissimo angolo del mondo, da tutti ignorato fuori che da me, sento che la pace dei morti non esiste, che i morti sono sciolti da tutti i problemi, meno che da uno solo, quello di essere stati vivi. Nelle tombe etrusche rugumano i bovi, le più grandi sono fatte ovili. Sui lettini di pietra posano le pentole, le fiscelle, gli umili arnesi della vita pastorale. Nessuno ricorda che siano tombe, neppure l'ozioso turista che si arrampica sul sentiero scavato nella roccia e si avventura nel buio profondo dove risuona la sua voce. Eppure essi sono ancora là, da 2000, 3000 anni, perché la vita non può vincere la morte, né la morte può vincere la vita. La risurrezione della carne comincia il giorno stesso in cui si muore. Non è una speranza, non è una promessa, non è una condanna. Pietro Catte, quello che si era impiccato a un albero la notte di Natale nella tanca di Biscollai, credeva di poter morire. E ora anche egli è qui, con Don Pasqualino, Fileddu, Don Sebastiano, Ezio Boddanzo, Canonico Fele, e Maestro Ferdinando, i contadini di Seuna e i pastori di San Pietro, i preti, i ladri, i santi, gli oziosi del corso, tutti in un groviglio inestricabile, qui sotto, come in una di quelle assurde processioni del paradiso dantesco, sfilano in teorie interminabili, ma senza cori e candelabri. Sono gli uomini della mia gente. Tutti si rivolgono a me, tutti vogliono deporre nelle mie mani il fardello della loro vita, la storia senza storia del loro essere stati. Parole di preghiera o d'ira sibilano col vento tra i cespugli di timo. Una corona di ferro dondola su una croce disfatta. E forse, mentre penso la loro vita, perché scrivo la loro vita, mi sentono come un ridicolo Dio che li ha chiamati a raccolta nel giorno del giudizio per liberarli in eterno dalla loro memoria. E quindi un po' questa pietra menhir ci ricorda questi solchi che noi abbiamo lasciato nel bene e nel male nella nostra vita. E un altro elemento che noi vi vogliamo lasciare, che sarà utile sempre alla conclusione di questo nostro piccolo percorso, è il filo.
il filo che ci rimanda a Savilonzana, al filo della vita, a quel filo che a un certo punto si spezza perché la nostra esistenza in qualche modo ha una fine. E quindi vi lascio il filo della vita, che poi userete con noi a conclusione. Le frecce dell'orologio di Santa Maria giravano con inesorabile lentezza, mentre Don Sebastiano stendeva i suoi atti. Don Pasqualino faceva i conti delle sue 100 industrie, Don Ricciotti si macerava l'anima perseguendo il sogno di Loreneddu. Poddanzo e di Ripezza aspettavano l'elemosina. I contadini di Seuna rotolavano coi loro carri sui macigni messi a nudo dalle piogge. I ladri di San Pietro seguivano le tracce delle greggi per le tanche incustodite e Monsignor Canepa componeva le sue omelie. Se invece di quell'immenso quadrante che il vescovo Dettori aveva fatto issare sul campanile verso la fine del secolo ci fosse stato un grande specchio, i nuoresi avrebbero forse misurato meglio il tempo nella devastazione dei loro corpi, perché non c'è dubbio che ognuno dei personaggi di questa storia invecchiava. Ma può darsi che la vita di un paese si svolga in una unità di tempo e di luogo, come le antiche tragedie, e la successione degli eventi abbia la misteriosa fissità del cimitero. Vista da Dio, nel giorno del giudizio, credo che la vita appaia veramente così. E siamo arrivati così alla terza tappa, quella della pietra dei segni eterni, ed è la pietra che sostanzialmente va a rappresentare l'infinito. Un infinito che nel nostro caso è rappresentato da un tempo non tempo, da spazi non spazi, ed è fatto di memoria, di immortalità dell'anima e della scrittura. Oppure, in un altro caso, un infinito fatto di eterno oblio. Ho riletto dopo qualche giorno, scrivere non è il mio mestiere e poi ho tante piccole cose da fare, le cose che ho buttato giù senza troppo pensarci e mi sono reso conto di quanto sia difficile fare la storia, se non addirittura impossibile. Non c'è una parola di quelle che ho scritto che non sia vera e ho addirittura sofferto nel rileggere. Eppure la realtà di Don Sebastiano e di Donna Vincenza non è tutta in queste cupe immagini. Il fatto è che tra Don Sebastiano e Donna Vincenza, come fra ogni uomo, illustre o oscuro che sia, c'era la vita. E la vita non si riduce mai a un ritratto o a una fotografia. Neppure il cinematografo riproduce la vita, perché anche se si muovono non sono che fotografie l'una dopo l'altra. Ora, la vita di Don Sebastiano e di Donna Vincenza non era soltanto la loro, era la grande casa in cui convivevano, erano i figli che la popolavano, la gente che vi andava per mille faccende, era un'ora intera alla quale essi appartenevano e che a essi apparteneva, come in una misteriosa comunione. Forse solo la musica nella sua astrattezza potrebbe rappresentare questa comunione di angeli o diavoli che sia, e forse la vera e la sola storia è il giorno del giudizio, che non per nulla si chiama universale. Quindi di fatto abbiamo dei personaggi che sono quasi dei fantasmi che perseguitano lo scrittore e che sostanzialmente ricordandoli e scrivendo si fa uno di loro. Tutti gli si avvicinano scongiurandolo di liberarli dalla loro vita, ma perché ciò avvenga ovviamente bisogna che questo inarrestabile fiume del vivere si arresti in quell'atto umano e antiumano che è il giudizio, come proprio Satta lo definiva in un suo saggio giuridico. Un atto veramente, se lo si considera ben inteso nella sua essenza, che non ha scopo, ma di quest'atto senza scopo gli uomini hanno intuito la natura divina e gli hanno dato in balia tutta la loro esistenza. Quindi il giorno del giudizio è un'opera fatta di frammenti di vita, di umanità,
di piccoli gesti, di verità, di menzogne talvolta e di una vita personale, ma anche di una vita sociale nel paese, di tasselli di un passato che può essere quello da dimenticare oppure da ricordare per sempre. Riprendo dopo molti mesi questo racconto che forse non avrei dovuto mai cominciare. Invecchio rapidamente e sento che mi preparo a una triste fine, poiché non ho voluto accettare la prima condizione di una buona morte, che è l'oblio. Forse non erano Don Sebastiano, Donna Vincenza, Gonaria, Peduzza, Gigia, Baliodda, Di Rippezza, tutti gli altri che mi hanno scongiurato di liberarli dalla loro vita. Sono io che li ho evocati, per liberarmi dalla mia, senza misurare il rischio al quale mi esponevo, di rendermi eterno. E quindi arriviamo a questo punto alla terza azione, no? Che noi vi domandiamo quest'oggi e che accompagna questa tappa. Come fa l'autore con i frammenti di vita dei suoi personaggi? L'attività sarà proprio quella di consegnare, di scegliere 2 frammenti o più anche della vostra vita che volete consegnare o all'oblio o all'eterno. Basta solo qualche parola, abbiamo preparato per voi un po' di foglietti che poi vi chiediamo di tenere per l'ultima parte del laboratorio. Memoria eterna o oblio?
Sì, allora, c'è stato un momento individuale che ha caratterizzato le 3 tappe, adesso ci farebbe piacere invece invitarvi a creare qualcosa insieme, quindi in 3, in 2, vi invitiamo ad avvicinarvi e a collocare simbolicamente dove preferite in questo viaggio che abbiamo percorso le immagini, il filo e le parole. Possiamo collocare anche noi, sia quella dell'oblio sia quella della memoria. Sì. Carino con i post-it del colore. Grande March, ci piace questa idea. Allora, mentre concludiamo, vi volevamo ringraziare moltissimo per aver partecipato, per aver contribuito a rendere questo laboratorio speciale. Ringrazio davvero la Regione Sardegna per aver dato uno sguardo privilegiato proprio a colui che fa vivere i libri, il lettore che decide di leggere, decide di non leggere, decide di abbandonare il libro e decide comunque di averlo sempre accanto a sé. Penso che aver messo il lettore e la lettrice oggi al centro come inaugurazione sia stato davvero un atto importante. Quindi ringrazio tantissimo. Se questo spazio deve essere usufruito per altre attività, volevamo però, in modo che possiate vedere qual è il risultato finale, spostare il cartellone, metterlo a disposizione di tutti voi per leggere, condividere, vedere che cosa è venuto fuori, che poi uno sguardo vostro, una piccola rilettura del giorno del giudizio fatta insieme a noi. Per chi l'ha letto, spero
vi abbia fatto venire la voglia di rileggerlo. Per chi non l'ha letto, speriamo che sia stato un buon invito alla lettura, che è il nostro messaggio principale. Grazie di cuore dal Club di Jane Austen. Lia, Viviana, grazie. Da parte mia, Giuditta, ancora grazie di cuore. Quindi Giuditta Sireus, Lia Caporini e Viviana Porru per il loro bellissimo laboratorio di lettura. Noi proseguiamo adesso con la presentazione del libro Rivoluzionari sardi in Francia di Adriana Valenti Sabouret, che aspettiamo qui sul palco, sul mini palco. Fate con comodo. Quello verrà esposto qui adesso? Sì. Sì, va benissimo. Facciamo concludere che stanno ritirando la presentazione precedente. Io la introduco, sì, no, la introduco e la presento brevemente, presento il libro e poi insomma magari possiamo dialogare, lei ha una, insomma, lei può parlare tranquillamente, magari le faccio qualche sì, sì, abbiamo mezz'ora circa, insomma, il tempo ne abbiamo. Esatto, sì, andiamo a braccio, non prepariamo nulla, sì, sì, sì. Magari in base a quello che lei dice, anche perché ovviamente non ho letto il libro, anche per leggerlo 40